Guarda che c'è anche la mappa, vedi? Pardiessa in Veneto. Ti spiegano com'era fatta la cantina e qui la sua mappa, la sua disposizione, com'era, vedi? Il percorso del vino. Nel concepire una cantina, il corretto circolo dell'aria costituisce un aspetto di primaria importanza per la fuoriuscita dell'anidride carbonica sprigionata dalla fermentazione delle uve. La gola, nella prima rampa, si trovano delle grandi nicchie per le botti dove avviene la fermentazione lenta. Tale processo è favorito alla temperatura leggermente inferiore a quella del tinaio. Poi qui abbiamo il tinaio. Il tinaio, l'uva frante, inizia la prima fermentazione tumultuosa prima della torcacchiatura. Poi c'è il magazzino, poi c'è il bar, poi c'è quello che è morto di alcol e poi si ritorna di qua. Gli ziri, antichi recipienti per la raccolta e la conservazione dei cereali. Giustamente, come si dice a noi, ci vuole un qualcosetta per fare un po' di soppa, hai capito? Quando bevi, fai l'aperitivo. Successivamente si sono ampliati e resi comunicanti per ricavare al loro interno cantine e altri ambienti ipogei. Le puntine del mondo è un canale ipogeo. Ragazzo, che borgo fantastico, stupendo, ma che roba, pieno di tutti sti vicoletti. E qua probabilmente anche ci abitano. Sì. Bellissimo anche qua, quello che vedi alle mie spalle, spero che lo vedi, comunque l'ho filmato anche con la Sony, è il Duomo di San Pietro e Paolo, sempre al XVI secolo. Ma che roba, bello. Ah, dai. Sì, vediamo se si può entrare. Vieni, Dio ci ama. Ok, quindi mi ama e posso entrare, no? Every time see you should run for your life. I could feel you could know we could finally learn how to love and let go. We could jump. Hai visto il gatto? No, ho già visto due uccelli. No, Amy mi butti i gambe all'aria. Amy, dove è il gatto? Dove è il gatto? Il gatto. You're looking new tonight. Lonely mind. Maybe that's why. Every time see you should run for your life. I could feel you could know we could finally learn how to love and let go. We could jump, you could fall, but I can't let you be part of the wreckage at all. Different night, drinking the same wine. Butterflies, but what if it's dynamite? We'll be fine. Oh, just leaning in, close your eyes for sweet demise as your lips press against mine. I could feel you could know. Bene Italia, salutiamo Pitigliano, è stato veramente molto bello, no? Guarda. Ma quando gli hanno dato le bici elettriche li vedi sfrezzare i 70 all'ora, è una roba incredibile.
Is it something in the air tonight? Is there a full moon shining bright? Cane traditore, com'è sta storia? No. Ma con nonna Maddalena tutti i cani stanno bene. Anche Massa l'ha detta. E via Italia! You so bad, baby, baby, why you gotta make me so mad? Your face is way too hard to forget, baby, baby, why you gotta make me so sad? Ah, che carino, che posticino un po' frufru che ci ha portato. Ah, della serie ci si mette dove si vuole, quindi noi ci mettiamo a qua, senza magari andare addosso a questo albero a qua. Così, io direi che va bene così. Oh, allora Italia, piccola contro Latina, dove abito oggi? Abito bene, sì, sono in mezzo alle balle. No, perfetto, vista laghetto. Ma scusa un attimo, perché non ci sono colonnine, se no potevo mettermi col muso di là e guardavo. Andiamo a vedere il lago. Sì, so che vuoi vedere il lago. Andiamo. Wow, che bello. La Claudia vedi ci ha già chiuso dentro, ma guarda che figata. Tu mi dirai, Singano, dove sei? Siamo all'area attrezzata Guadetto sul lago di Bolsena e siamo in Lazio, ragazzo, quindi devo ripassare un po' il mio e cacchio devo dire, e non capisco come mai avevamo le chiavi per entrare. Ah, ma è proprio bello, dai, carino, guarda che bello, intimo anche, in più è anche chiuso, insomma, quindi è una cosa molto interessante. Adesso ci pinciamo subito la colonnina della corrente e vediamo se questa tiene. Bellissimo Italia, stupendo veramente. Eccolo! Vai Sigari!